100 anni di Istituto Veneto per il Lavoro, 70 anni di Confartigianato Imprese Veneto. Il 2019 è un anno in cui si arrivano a dei compleanni importanti. La federazione e la sua struttura di formazione hanno deciso di festeggiare assieme in prossimità della fine dell'anno con un appuntamento che guarda il futuro, guarda la rappresentanza e a come dovrebbe essere fatta nel futuro, visto che la percezione e l'educazione stanno cambiando e la popolazione e gli artigiani non sono più quelli di 100 anni fa. Per farlo hanno realizzato un evento all'interno di una struttura evocativa, l'M9, che è il Museo del Novecento al centro di Mestre, dove tutto il secolo corto viene raccontato nelle sue sfaccettature. Ecco, un pezzo di questo secolo è stato attraversato anche dalla Confartigianato Imprese Veneto e dall'Istituto Veneto per il Lavoro. Realtà, percezione, consenso, educazione, questo è il leitmotiv che avete dato a questo festeggiamento dei 70 anni della federazione, con degli autori, con dei relatori importanti. Come mai questa scelta? Viviamo in un mondo in cui la comunicazione sembra più forzata e viziata e la realtà si fa ascoltare poco. Noi vorremmo, partendo dalla realtà, primo, lavorare affinché la percezione non la distorga troppo. Secondo, lavorare perché il consenso associativo, che è una delle nostre anime del fare associazione, tenga conto che ogni fatto può essere letto in un certo modo, quindi c'è anche un tema di come presentarlo, e dopodiché vale soprattutto per la formazione ma per tutto il sistema, in un contesto in cui c'è realtà e percezione talvolta distante dalla realtà, fare educazione e fare formazione è un'impresa. Noi oggi vorremmo prendere atto della situazione perché le distorsioni della realtà arrivano a punti talvolta anche indotti da atteggiamenti non proprio consoni al buonsenso e all'etica, ma vedere come associazione, come fare per fare associazione oggi, 2020, fra poco, in questo sistema e che tipo di iniziative, di azioni, di reazioni come associazione per far sì che torniamo ad avere il gusto dell'osservare la realtà e del raccontarla bene. E quale migliore occasione di venire in questo tempio del Novecento dove viene raccontata la storia del Novecento, e credo che nella storia del Novecento la federazione ci sia tutta nel Veneto, con tutto ciò che ha fatto a favore delle imprese artigiane, per cui ricorderemo i 7 soci fondatori che hanno avuto la lungimiranza di mettersi assieme. Eravamo all'indomani del secondo conflitto mondiale, le esigenze di allora erano esigenze importanti, la difficoltà di trovare materia prima, la difficoltà di trovare operai, la difficoltà di capire cosa fare. Il fatto che si siano messi assieme e che dopo 70 anni siamo ancora assieme vuol dire che loro hanno avuto una grande idea e noi siamo stati bravi a percorrere questo periodo. Poi ricorderemo anche tutta una serie di primati di Confartigianato del Veneto, soprattutto nel mondo del lavoro. Il primo ente bilaterale è nato nel Veneto 40 anni fa nel settore della ceramica e 30 anni fa poi per tutti gli altri settori, per cui nella storia delle relazioni sindacali e di quello e di tutto l'ambito del lavoro veramente la federazione ha fatto un lavoro encomiabile che ci è riconosciuto su tutto il territorio nazionale e anche dai libri di storia che vengono studiati all'università, per cui siamo sicuramente entusiasti intanto dei 70 anni. Da questi 70 anni dobbiamo trarre assolutamente una serie di insegnamenti e riproporre gli stessi temi ma in chiave moderna, che hanno a che fare poi con la digitalizzazione, con la velocizzazione di tutti i processi, con l'internazionalizzazione che questi territori hanno saputo conquistarsi, essendo leader su un mucchio di mercati internazionali con dei prodotti e dei servizi che non temono confronto per la qualità, per l'intuizione, per la capacità anche poi delle nostre imprese di risolvere problemi. Per me è un grande onore avere questa fortuna, trovarmi a presiedere l'IVL, questo istituto storico, nato con decreto regio di Vittorio Emanuele III il 19 dicembre del 19, quindi tra qualche giorno compie 100 anni. Oggi sarà un primo inizio, poi durante l'anno avremo modo di fare ancora qualcosa di più per dimostrare cosa ha fatto IVL in questi anni, perché è nata come assistenza alle aziende artigiane, sia in territorio italiano ma anche con mostre e fiere all'estero. Quindi adesso è un po' cambiata la sua indole, la sua forma, è più dedicata alla formazione, anche perché dal 79 ha incontrato i destini della Confartigianato, si sono messi assieme e
ha fatto da spalla a Confartigianato, quindi Confartigianato per quasi tutta la sua formazione si usufruisce del servizio di IVL. L'augurio che faccio a Confartigianato Imprese nel Veneto, così come a tutte le associazioni del sistema e alle associazioni in generale degni di questo nome, è di onorare al meglio gli spazi di potenzialità che lo stesso concetto di associazione porta con sé.